In 3 anni e mezzo la realizzazione e nell'ottobre del 2015 la consegna chiavi in mano degli ospedali in Calabria. È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti stamattina a Cosenza per una conferenza stampa sui temi della sanità. Ieri intanto la pubblicazione dei primi bandi sul nuovo ospedale della Sibaritide e di Vibo. Sono 1315 i comuni chiamati al voto domani e lunedì per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. In 11 province si voterà anche per eleggere il presidente e il consiglio provinciale. Domani le urne saranno aperte dalle ore 8 alle 22 e il 16 maggio dalle ore 7 alle 15. Le elezioni comunali riguarderanno Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria. Per quest'ultima si vota anche per le provinciali. La città di Crotone è pronta per l'annuale festa della Madonna di Capocolonna. Da quando è arrivata la fiera, tanti cittadini provenienti anche dai paesi vicini che hanno visitato le numerose bancarelle in attesa del pellegrinaggio di stanotte fino al promontorio di Era Lacinia per accompagnare il quadricello della Vergine. Il campionato di Serie B-Win volge al termine. In vista della volata finale si preannunciano interessanti le gare valide per la 19ª giornata di ritorno. Punti pesanti in palio al tombolato questo pomeriggio. Il Cittadella insegue la salvezza e dovrà vedersela contro il Crotone. Domani alle 15 l'insolito posticipo vedrà in campo a Grosseto la Regina, che ha quasi conquistato un posto nei play-off.